Mi pare che tutti... Mi pare che tutti gli ospiti siano arrivati, così come tutti gli intervenuti a questo incontro e a questa riunione. Io ho solo il compito molto gradito di darvi un saluto in nome e per conto del presidente Brunello della Fondazione di Venezia, che è molto dispiaciuto di non poter essere qui, perché, e la vostra presenza lo dimostra, per l'interesse indubbio, anche per la sua tempestività, del tema che questa sera verrà affrontato, e, lasciatemi dire, per la qualità degli intervenuti, per i quali credo di poter garantire su tutti, nel senso personalmente, salvo Montanino che non conoscevo, ma che insomma a cui apro una fiducia, la fiducia che gli offro. Niente, questa è una delle occasioni con cui piano piano la Fondazione di Venezia mette in campo il suo progetto M9, il progetto museo, che immagino che voi conosciate o altrimenti che vi invito a cominciare a visitare, anzi a visitare successivamente, perché il museo ha questa caratteristica, che essendo costruito su un grande patrimonio di immagini è continuamente rinnovabile e rifacibile, può raccontare tante storie che spero vi interesseranno successivamente. Accanto al museo l'attività di M9 District, così l'abbiamo chiamato, è quella che anche qui lentamente, piano piano, cerca di aumentare il patrimonio cognitivo della nostra comunità e di dare occasioni di incontro, di discussione, di diffusione anche faccia a faccia, come quella di oggi, e non soltanto quella intermediata dalle tecnologie che vedete ai piani di sopra, come quello di questa sera. Il tema che verrà affrontato è un tema, come dire, per la quale mi trattengo, nel senso che mi riservo eventualmente, se poi ci sarà l'occasione di intervenire, di farlo, ma è un tema che, ripeto, la vostra presenza, la presenza dei locutori lo dice in maniera piena. Il regista, quello vero, della serata è il professor Carlo Carraro, al quale cedo la parola, ringraziandovi ancora tutti per la partecipazione. Grazie. Buonasera a tutti e benvenuti a questo evento organizzato da Fondazione Nord-Est, grazie anche all'ospitalità che ci ha dato la Fondazione di Venezia. È un evento che abbiamo pensato per raccontare una parte del rapporto del Centro Studi Confindustria presentato la settimana scorsa e raccontarvi una parte originale, poi magari approfondisco su questo tema fra un secondo, perché prima di tutto, visto che Fondazione Nord-Est è l'espressione delle confindustrie delle 3 regioni del Nord-Est e a breve spero potremo anche estenderci oltre, credo sia importante avere qui il saluto di benvenuto da parte del Presidente di Confindustria regionale Matteo Zoppas. Grazie Carlo, volevo salutare tutti, volevo salutare le autorità, il dottor Paolo Costa, Romano Prodi, Andrea Ferrazzi, dottor Montanino, non hanno bisogno di presentazioni. Mi è stato chiesto di fare un saluto e una breve introduzione parlando del tema dell'export. Mi è stato chiesto di fare un passaggio per far capire quello che per l'azienda è oggi l'export per l'Italia, soprattutto in questo momento. Stiamo vivendo un momento in cui la recessione è già stata definita una recessione tecnica, perché siamo lievemente in discesa, ma naturalmente se ci paragoniamo allo zero. Purtroppo quello di cui noi avremo bisogno per essere competitivi è avere una produzione interna lorda che si attesta almeno al più 3, più 4%, che è un numero forse utopico da raggiungere. È chiaro che per fare questo c'è una ricetta unica, meglio una strategia unica che possiamo mettere in piedi ed è quella di ripuntare alla vera competitività del nostro sistema paese. Purtroppo noi non vediamo oggi una direzione
e neanche un'identificazione di quelli che sono gli elementi che ci rendono veramente competitivi. Continuiamo a sentir parlare di eccesso di burocrazia, di eccesso di cuneo fiscale, continuiamo a sentir parlare di molte di queste cose. Ecco, qui abbiamo anche il dottor Montanino che su questo ci può fare da maestro. Ci sono dei numeri che sono molto semplici, che noi possiamo raggiungere per poter dire, ecco, se arriviamo a quei livelli, allora noi ricominciamo a diventare competitivi, lasciando stare il regalo che ci fa continuamente il Made in Italy, nel fatto che le persone all'estero continuano a comprare i nostri prodotti solo perché sono fatti in Italia o col modo con cui li sappiamo fare noi, ma è chiaro che questo è un beneficio che noi di cui possiamo appunto beneficiare fino a un certo punto. Allora noi abbiamo bisogno di qualcuno che governa questo Paese, che ha ricevuto un testimone, diciamo, che ha accumulato nel tempo, senza parlare di colori, determinate penalizzazioni, e che oggi deve ristabilire un trend positivo che ci riporta a dei numeri che fanno sì che quando noi andiamo all'estero siamo anche capaci di offrire un prodotto che costi almeno quanto costa ai nostri competitor. Allora, solo quando noi riusciamo ad arrivare a quel livello vediamo che c'è un'economia che può ripartire, vediamo che veniamo preferiti non solo per la qualità, per il servizio, per l'essere made in Italy ai prodotti degli altri. A quel punto si crea più economia, più occupazione e tutto quello di cui sentiamo il bisogno oggi. Questa è una riflessione che voglio fare ad alta voce, che la metto a vostro servizio e auguro un buon lavoro a tutti nella giornata di oggi. Beh, grazie Matteo. Vi dicevo prima che in qualche modo stasera vorremmo riparare a un piccolo torto. Il rapporto che Confindustria ha preparato e ha presentato il 27 marzo è un rapporto molto articolato, molto ricco. Tra l'altro vi raccomando la lettura del rapporto se ne avete l'occasione, è scaricabile dal sito di Confindustria, è disponibile per tutti. Ma la stampa, il dibattito televisivo si è concentrato sulle, diciamo, le prime 40 pagine, da pagina 17 a pagina 57, dimenticandosi le 80 successive, da 57 a 134, che a mio avviso erano le più interessanti, perché è vero che il focus del dibattito è spesso sul contingente, la crescita zero del 2019, la carenza di investimenti che crollano del 2,5%, tutte cose che conosciamo. Ma in realtà, se vogliamo capire questo Paese, e ha ragione Matteo Zoppas quando dice dobbiamo restituire competitività alle imprese di questo Paese, dobbiamo guardare un po' più in là, dobbiamo andare a capire cosa succede fra 2, 3, 5, 10 anni e per farlo dobbiamo capire i grandi cambiamenti che stanno avvenendo a livello internazionale. E credo che sia questo il contributo più interessante che trovate nel rapporto. Su numerosi temi si fa luce su quelli che sono i grandi cambiamenti geopolitici, su come questi cambiamenti stanno impattando sull'economia italiana e soprattutto sull'export italiano. E di nuovo il focus che ha dato Matteo su questo è importante, perché se vogliamo uscire da una situazione di stagnazione o di decrescita, la strada che da sempre le nostre imprese hanno adottato è quella di puntare sull'export. Anche durante la grande crisi, le imprese internazionali, quelle dal 2007 e 2014, le grandi imprese o anche le piccole e medie imprese che hanno saputo internazionalizzarsi e puntare sull'export sono quelle che hanno meno sofferto e spesso non hanno sofferto, hanno continuato a crescere anche negli anni della crisi. E pur tuttavia queste condizioni che permettono all'Italia di crescere attraverso l'export dipendono da un contesto, da uno scenario geopolitico internazionale molto, diciamo, dinamico, turbolento, con grandi cambiamenti, grandi variazioni accadute negli ultimi mesi che accadranno nei prossimi mesi. Allora, provare a capirle non è un esercizio di geopolitica, è un esercizio importante per capire come le imprese italiane riusciranno a far fronte alle difficoltà o a cogliere le opportunità che questi cambiamenti stanno loro offrendo. Ne parliamo stasera innanzitutto ascoltando Andrea Montanino che ci racconta questa parte del rapporto,
lo ringrazio per essere qui questa sera con noi e spero che riusciremo a capire meglio cosa viene fuori da questa loro analisi. E poi ne discuteremo con due persone che per la loro esperienza, le loro conoscenze, la loro capacità su questi temi hanno molto lavorato e molto scritto e anche operato negli ultimi anni. Il professor Prodi sicuramente, il professor Musu altrettanto, hanno studiato questi temi e non c'è da aggiungere molto sul fatto che il professor Prodi ha anche avuto un ruolo importante in istituzioni che hanno impattato su molte delle questioni che esamineremo oggi. Quindi sarà interessante ascoltarli, ma sarà interessante interagire con voi. Mi piacerebbe che poi avessimo il tempo di discutere, di dialogare su alcune di queste questioni, quelle di cui parlerà Andrea, ma anche su quelle di cui non parlerà, perché ci sono altri temi, altre questioni che affronteremo e che hanno uguale importanza nel definire gli scenari futuri a livello mondiale e i loro impatti sull'Italia. Impatti che sono ancora più forti sul nord-est. Il focus, credo che Andrea abbia scelto di venire a raccontare queste cose a nord-est perché il nord-est, inteso come Veneto, Friuli, Trentino Alto Adige, ma anche Emilia Romagna e Lombardia, è l'insieme di regioni che più degli altri dipendono per la loro crescita dalla capacità di penetrare sui mercati internazionali. E quindi a noi interessa molto di più questo tipo di ragionamenti e capire questo tipo di evoluzioni. E quindi mi pare davvero fondamentale essere qui stasera e che poi voi raccontiate anche al di fuori di questa bellissima sala in cui siamo ospitati le cose che nasceranno, i ragionamenti, le conclusioni, le tesi che discuteremo. Per adesso ringrazio e do la parola ad Andrea Montanino, capo dell'Ufficio Studi di Confindustria, persona molto saggia e molto competente che stasera ci fa l'onore di essere con noi. Grazie. Grazie, buonasera a tutti. Ovviamente grazie al professor Carraro per l'introduzione e per aver organizzato questo incontro. Io vorrei parlare non più di 20-25 minuti, quindi fammi segno così poi discutiamo tutti insieme. Fino alla fine del 2017 vivevo a Washington. Washington è una capitale dove ovviamente si parla molto della politica interna, ma si parla moltissimo di politica internazionale, di economia internazionale, di questioni di sicurezza, geopolitiche. Poi mi sono trasferito a Roma, la mia città, alla fine del 2017 e ho scoperto che Roma è una capitale un pochino diversa, una capitale dove si parla molto di Di Maio, di Salvini, delle nostre cose interne. E allora questo rapporto che presentiamo oggi è stato ed è un po' uno esperimento, cioè un tentativo di guardare all'economia italiana tenendo una maggiore attenzione a quali sono i fattori che ci circondano, perché la nostra economia è un'economia che per un terzo ormai è export, l'export rappresenta più o meno un terzo del PIL italiano, quindi non possiamo pensare soltanto alle nostre questioni interne, dobbiamo guardare a che cosa succede nel mondo. Quindi come Confindustria, come Centro Studi, noi faremo 2 rapporti di previsione all'anno, uno di primavera che è questo dedicato ai fattori geoeconomici e poi certo uno in autunno tra il documento di economia e finanza e la legge di bilancio dove guarderemo alla politica economica nazionale. Ma in questa occasione, e che si ripeterà tutti gli anni, l'idea è di guardare ai fattori di rischio geoeconomici. Allora inizio naturalmente guardando a come ha chiuso l'economia italiana nel 2018, lo sappiamo, un PIL che è cresciuto un pochino, ma un 2018 a 2 velocità, positivi i primi 6 mesi, negativi i secondi 6 mesi. Li vedete nelle barre, le variazioni congiunturali del PIL e il livello. In particolare si è fermata la produzione industriale, che aveva già iniziato a rallentare durante il 2018, ma è l'ultimo trimestre del 2018 quello in cui c'è veramente un crollo ed erano 14 trimestri che la produzione industriale non faceva un meno 1%, così come ha fatto nel quarto trimestre del 2018. Si è discusso molto dei fattori interni, no? La fiducia, lo spread, cioè la formazione del governo, eccetera, ma io vorrei portare l'attenzione sul contesto esterno, un contesto esterno che sicuramente non ha aiutato l'Italia
soprattutto nella seconda parte dell'anno. Noi abbiamo avuto una produzione manifatturiera in Germania che è calata del 2% nella seconda metà del 2018 e la Germania è un paese particolarmente rilevante per l'Italia, è il nostro primo partner commerciale, ma soprattutto i sistemi economici sono fortemente integrati. Nel rapporto c'è un grafico molto strano che fa un mio collega, che fa vedere tutti i collegamenti tra i vari paesi nelle catene regionali del valore. Vedete come tra Italia e Germania c'è moltissimo scambio. Questa cartina dell'Italia vi fa vedere per le diverse regioni quanto valgono le esportazioni verso la Germania sul valore aggiunto manifatturiero. E se prendiamo le 3 grandi regioni del nord, Veneto, Lombardia e Piemonte, viene fuori che tra il 24 e il 27% del valore aggiunto di quelle regioni va in Germania, cioè praticamente un bene su 4 che viene prodotto nelle 3 grandi regioni industriali del nord vanno a finire in Germania. Poi spesso non si fermano lì, vanno in beni tedeschi che vengono poi esportati da qualche altra parte. Ed ecco perché tutto il tema, ad esempio, dei dazi è molto importante, perché noi perdiamo, come dire, export non solo perché rallenta la Germania, ma perché la Germania ha problemi a esportare a sua volta. Ci sono poi una serie di fattori geoeconomici che secondo noi sono stati rilevanti nel 2018 per spiegare un po' anche questo rallentamento. Questo grafico intanto ci fa dire quanta incertezza c'è oggi nel mondo. Il picco da questa parte viene raggiunto, diciamo, nel corso del 2018 tra protezionismo americano, la fine cioè la disdetta dell'accordo sul nucleare con l'Iran e le negoziazioni col Brexit. Quindi il mondo è molto incerto e questo rallenta ovviamente le scelte di investimento italiane, ma anche degli altri paesi, e quindi impatta sulle nostre esportazioni. Noi abbiamo identificato 5 fattori rilevanti per il 2018, magari ce ne manca qualcuno e il professor Prodi o il professor Muso ci potranno aiutare a individuarne altri, ma secondo noi sono rilevanti ovviamente la vicenda dei dazi americani, la crisi nei paesi emergenti, in particolare Turchia e Argentina, l'accordo con l'Iran sul nucleare, l'andamento dei prezzi energetici e quelle che abbiamo chiamato le non riforme europee. Provo a dire qualcosa su questi aspetti molto brevemente, magari non sono tutti. Questo è il tema dei dazi americani. Voi sapete, dall'inizio del 2018 è iniziata, come dire, una serie di dazi, controdazi, tariffe, minacce, ritorsioni. Se guardiamo la timeline è abbastanza impressionante di quante cose avvengono nel corso del 2018. I dazi veramente introdotti riguardano circa il 13% dell'import americano, quindi non è tantissimo, però la cosa interessante da vedere è come questo impatta sull'Italia. Gli Stati Uniti sono un paese molto rilevante per l'export italiano e lo sono non tanto e non solo per l'export diretto che mandiamo negli Stati Uniti, ma anche per quello che mandiamo via altri paesi. Allora, guardate per esempio l'ultima barra, che è quella degli autoveicoli. La parte blu sono l'export di autoveicoli italiani verso gli Stati Uniti in maniera diretta, più o meno valgono il 14-15% dell'export totale di autoveicoli. Ma poi c'è un bel pezzo di componentistica prevalentemente che va verso via Germania e un altro pezzo rilevante che va via paesi extra UE. Nel complesso possiamo dire che un terzo dell'export del settore autoveicoli totale va negli Stati Uniti o è influenzato da ciò che succede negli Stati Uniti, che è praticamente il doppio di quello che è l'export diretto, proprio perché noi siamo integrati in queste catene del valore. Quindi quello che succede con gli Stati Uniti è particolarmente rilevante. Un altro elemento che noi abbiamo voluto sottolineare è un qualcosa di cui veramente si parla poco, ma è la crisi dei paesi emergenti. Nel 2018 noi abbiamo avuto 2 paesi importanti, Argentina e Turchia, che sono paesi, adesso non vorrei dire una bestialità, ma sono paesi G20, sono quasi sicuro entrambi, quindi paesi importanti che sono entrati in una crisi finanziaria. Questo grafico fa vedere la svalutazione nei paesi emergenti e vedete come questi 2 paesi, la Turchia è la linea gialla e l'Argentina è la linea blu, hanno avuto forti svalutazioni. Questi sono paesi
che hanno tra il 90 e il 95% del loro debito estero denominato in dollari. Quindi che cosa è successo? La Federal Reserve ha iniziato a aumentare i tassi, questi paesi sono esposti in dollari e quindi hanno dovuto pagare, diciamo, hanno una spesa, diciamo, per ripagare il loro debito che è cresciuto particolarmente. Sono elementi importanti per la nostra economia sotto due punti di vista. Innanzitutto perché creano instabilità nel mondo. Pensate che l'Argentina, che il Fondo Monetario Internazionale ha attivato un programma sull'Argentina ed è il più grande programma di sempre del Fondo Monetario, cioè più grande di quello attivato alla Grecia. Quindi per dirvi quanto è rilevante in particolare il fenomeno argentino. La Turchia è un paese vicino a noi e, come dire, pesa un ruolo anche per la stabilizzazione dell'area. Ma abbiamo avuto anche effetti diretti. L'export verso la Turchia è calato del 13% nel 2018, l'export verso l'Argentina dall'Italia è calato del 14%, malgrado la svalutazione in qualche modo avrebbe dovuto pure aiutarli. Un terzo elemento che vi voglio sottolineare è l'accordo sul nucleare. Come sapete, gli Stati Uniti hanno deciso l'uscita unilaterale da questo accordo, che era un accordo che era stato negoziato dal Presidente Obama e che aveva portato alla fine delle sanzioni. In questo grafico ci sono i flussi in miliardi di dollari che andavano verso l'Iran. Vedete, nel periodo delle sanzioni questo flusso di denaro quasi si azzera. Questo che cosa significa? Significa che le sanzioni funzionano come strumento di politica estera, sono uno strumento, diciamo, alternativo alle armi, no? E ha portato gli iraniani, come dire, a stipulare un accordo. Una volta fatta la firma, vedete, sono ripartiti i flussi di denaro verso l'Iran. Perché è importante per noi? Per due fattori. Uno, perché l'Iran è il terzo fornitore di petrolio dell'Italia. Nel 2018 però questi flussi di importazioni si sono dimezzati, addirittura a novembre si sono interrotti, malgrado gli Stati Uniti avessero dato all'Italia la possibilità per un certo periodo di continuare a importare petrolio. Quindi, come dire, c'è un tema di approvvigionamento energetico importante, ma c'è anche un altro tema. Su 100 euro che gli europei hanno investito in Iran, 45 euro sono italiani, cioè quasi la metà degli investimenti europei in Iran sono italiani e quindi, come dire, era un mercato promettente e su cui si poteva sviluppare. Si sta tentando di salvare l'accordo con uno strumento di pagamento che hanno predisposto Francia, Germania e Regno Unito, vediamo se funzionerà. Una piccola osservazione: gli investimenti verso l'Iran sono prevalentemente italiani, ma lo strumento di pagamento l'hanno fatto i tedeschi, i francesi e gli inglesi senza di noi. Forse, come dire, ci mancava un po' di peso politico in questo momento. L'ultimo tema che voglio sottolineare, ragionando sul 2018, è questo delle non riforme europee. Qui forse non si leggono, sono 4 dichiarazioni del Presidente del Consiglio europeo Tusk, dal 1 dicembre 2017 al 14 dicembre 2018. Tutte dichiarazioni che ci dicono che sostanzialmente l'Europa ha fatto dei progressi. In realtà, se guardiamo ai risultati veri, concreti, raggiunti nel processo di riforma, non abbiamo avuto la riforma del meccanismo europeo di stabilità, non abbiamo avuto il bilancio dell'Eurozona, non abbiamo avuto il completamento dell'unione bancaria e direi soprattutto non abbiamo avuto il completamento del mercato unico. La Commissione europea ha lavorato questi 5 anni sul mercato unico dei capitali, dell'energia e del digitale, in realtà non si è arrivati a una conclusione. E poiché il mercato interno europeo è di gran lunga il nostro mercato di riferimento, vi rendete conto che il non completare, diciamo, questo processo di riforma ci danneggia particolarmente. Veniamo adesso, come dire, al 2019, quindi questi elementi ovviamente poi si spostano e si dipanano anche nel corso di quest'anno e dei prossimi anni, ma secondo noi sono stati importanti nel 2018. Sul 2019 voi sapete che il Centro Studi di Confindustria ha fatto questa stima della crescita del PIL pari a 0, è quel numero cerchiato, ovviamente nessuno sa se sarà 0, più 0,1 o meno 0,1. Quello che volevamo però dire è che c'è una tendenza fortissima al rallentamento della nostra economia
E quello che diciamo nel rapporto che gli investimenti privati stanno crollando, che i consumi sono fermi, quindi c'è un tema di fiducia, che gli investimenti pubblici sono dubbi, che il credito è in deterioramento e che se eviteremo la recessione sarà quasi esclusivamente, se non esclusivamente, per la domanda estera che regge. La domanda estera regge se non si verificano tutta una serie di fattori di rischio che oggi vediamo, a cui non siamo in grado ovviamente di, come dire, attaccare una probabilità. Non sappiamo qual è la probabilità che si faccia un accordo tra i cinesi e gli americani sui dazi, o qual è la probabilità di una recessione europea. Ma c'è talmente tanta incertezza nel mondo in questo momento e talmente tanti fattori di rischio che quello che diciamo che anche uno di questi, se anche uno di questi fattori si materializzasse, ecco che quella crescita trainata un po' dalla domanda esterna non l'avremmo e probabilmente l'Italia andrebbe in recessione, a meno che le politiche interne, le politiche economiche interne non cambino le cose. Sull'export, guardate la colonna del 2019, noi assumiamo che l'export si riprenda un pochino, che si riprenda più dell'import mondiale, quindi ritorniamo ad acquisire un po' di quote di mercato, cosa che avevamo fatto nel 2016 e nel 2017, confrontate la barra blu con la barra gialla. Quindi c'è una ripresa dell'export che continuerà nel 2020, ma appunto, come dicevo, se non ci sono eventi negativi. Dobbiamo sperare che il mercato americano non crei problemi e dobbiamo forse sperare che gli stimoli cinesi, la Cina prevede 200 miliardi di dollari per stimolare la domanda interna, questi possano aiutare appunto la domanda interna cinese e quindi anche il nostro export. Affinché, come dire, la domanda estera tenga, o comunque per capire che cosa succede, noi diciamo gli scenari geoeconomici contano. Penso di avervelo, come dire, spiegato e detto fino ad adesso. Questa tabella è un tentativo che abbiamo fatto. Abbiamo provato a elaborare un indice di rilevanza geoeconomica dei paesi mondiali per l'Italia. Abbiamo preso 100 paesi. Abbiamo preso 6 indicatori che sono i legami finanziari, l'interscambio commerciale, l'interscambio degli investimenti diretti esteri, le importazioni di idrocarburi, la cooperazione in ambito tecnologico e le dinamiche di crescita del mercato. Li abbiamo messi in un frullatore, ponderati in un certo modo e abbiamo tirato fuori un ranking dei paesi più importanti per l'Italia. Gli Stati Uniti sono il principale partner geoeconomico dell'Italia perché sono primi per cooperazione tecnologica, sono importanti in tutti i canali e rappresentano ancora il mercato di destinazione più grande del mondo e anche il secondo più dinamico. In qualche modo gli Stati Uniti sono ancora un'economia emergente in termini di tassi di crescita. L'Europa nel suo complesso è l'area strategica di riferimento, con differenze tra paesi. La Francia è importante per i suoi legami finanziari con l'Italia, la Germania è in campo commerciale. La Russia è importante per le importazioni di idrocarburi, quindi è un altro paese da guardare. Ecco, l'osservazione che a me viene guardando questo ranking, se prendiamo questi 7 paesi, allora con gli Stati Uniti, diciamo in questo momento non è che corre buon sangue, tant'è che gli Stati Uniti hanno interrotto le negoziazioni su un accordo commerciale con l'Europa. Con i francesi qualche tempo fa l'ambasciatore è stato richiamato a Parigi. Il Regno Unito vuole uscire dall'Unione Europea, con la Russia ci sono le sanzioni, con la Cina non sappiamo che rapporti abbiamo, insomma i principali paesi che dal punto di vista geoeconomico sono importanti per l'Italia, ci dobbiamo chiedere, come dire, come sono le relazioni con questi paesi in questo momento. Guardando al 2019, cercando di capire quali sono i fattori che potrebbero diciamo, inficiare quelle che sono le nostre previsioni, che ci dicono una domanda estera che dovrebbe reggere e quindi permetterci di evitare una recessione, abbiamo individuato 6 fattori. In realtà ne avevamo 5, volevamo farne 5 per il 2018 e 5 per il 2019,
Poi è sorta la vicenda della Via della Seta e abbiamo dovuto aggiungere un sesto fattore. Ecco, ci sono queste 6 questioni da tenere sotto controllo e su cui, come dire, da romano che vive a Roma, mi piacerebbe che la politica italiana li tenesse veramente sotto osservazione, perché sono fondamentali. Il primo sono le evoluzioni politiche di primavera, Brexit e le elezioni per il Parlamento europeo. Il secondo fattore è che cosa succede se l'Eurozona va in recessione. Io non sto prevedendo una recessione dell'Eurozona, ma dobbiamo considerare che non c'è, come dire, una probabilità zero che questo avvenga e quindi dobbiamo capire quali potrebbero essere i contraccolpi sull'economia italiana. Terzo, che cosa succede se c'è un'escalation di attacchi cibernetici? Anche qui si parla poco di questa questione, ma le aziende italiane sono molto poco preparate a attacchi di tipo cibernetico e l'Europa è poco preparata, ma sta diventando una questione molto rilevante. Quindi che cosa succede se nel 2019 c'è un attacco, un'escalation in questi attacchi? Quarto, che cosa succede se cade Wall Street, se si inceppa la locomotiva americana? L'America cresce da 10 anni e si iniziano a vedere alcuni segnali di rallentamento. Il quinto elemento sono le relazioni economiche USA-Cina, guerra o pace, vedremo se ci sarà un accordo, e l'ultimo è la nuova Via della Seta. Se ho ancora 5 minuti, 10 minuti, provo su alcuni di questi a darvi alcune mie considerazioni che poi nel rapporto sono più evidenziate. Sulle elezioni europee abbiamo provato a fare questa mappa, immaginando diversi scenari. Sulla parte, diciamo, sulle colonne ci sono possibili esiti elettorali con le percentuali delle forze non tradizionali, se prendono meno del 33%, tra il 33 e il 49% o più del 50%, e poi nelle righe l'esito elettorale in Italia, sempre ragionando su forze non tradizionali, quindi fuori, diciamo, dalle 2 grandi famiglie del Parlamento europeo, i socialisti e democratici e il Partito Popolare Europeo. Non sappiamo quale sarà il risultato del voto, quello che possiamo forse assumere è che dal punto di vista europeo, almeno quello che ci dicono i sondaggi, le forze non tradizionali probabilmente non andranno oltre quel 1/3 del Parlamento e quindi ci potrà essere una sorta di continuità col passato, anche se con un rallentamento, perché in Europa servirà una coalizione più ampia rispetto alla solita del Partito Popolare e dei socialisti e democratici, serviranno probabilmente i liberali o i verdi, quindi, come dire, una coalizione più ampia e quindi più difficile da gestire. Quello che potrebbe succedere in Italia, sulla base dei sondaggi, è che i partiti non tradizionali potrebbero prendere più del 50% dei voti. E allora noi ci collocheremmo in quella casella che sta in basso a sinistra, che abbiamo scritto, abbiamo chiamato "continua il processo di integrazione con Italia marginalizzata", cioè una situazione in cui fondamentalmente la gran parte dei parlamentari italiani si troverà all'opposizione all'interno del Parlamento europeo. E questo potrebbe rendere poi difficoltosa anche la presenza dell'Italia all'interno della Commissione europea, cioè con con la proposta del commissario italiano che per i meccanismi, magari il professor Prodi ce lo racconta meglio, ma come dire, non è detto che possano superare il vaglio del Parlamento a meno di non portare un nome veramente pesante. Quindi il rischio vero è che il processo di integrazione continui un po' lentamente, ma con un'Italia marginalizzata. Un'altra ipotesi, appunto un altro ragionamento che abbiamo fatto è che cosa succede se l'Eurozona va in recessione. Ripeto, io non lo sto prevedendo, però abbiamo fatto qualche calcolo col nostro modello econometrico e abbiamo provato a vedere quale potrebbe essere l'impatto sull'economia italiana di una recessione europea. Se guardate la parte, diciamo, che si chiama scenario 2, secondo anno, c'è quel -3. Cioè noi potremmo trovarci, scenario 2 significa un aumento dello spread rispetto alla situazione attuale perché aumenta il rischio sull'Italia, potremmo trovarci con un PIL sostanzialmente che cala di 1,5 punti già quest'anno rispetto allo scenario base che però è 0 per noi e che nel secondo anno continuerebbe la recessione ancora più forte, quindi si trascinerebbe nel tempo, quindi
una recessione europea sarebbe una tragedia fondamentalmente per l'Italia ed è qualcosa da evitare assolutamente. Un'altra osservazione, ve li do un po' in pillole così tanto per mettere sul tavolo tutte le questioni. La questione degli attacchi cibernetici. A me ha impressionato sapere che ci sono 20 miliardi di computer nel mondo connessi. 20 miliardi significa che ognuno di noi ha 3 computer connessi, in media. Quindi il rischio di un attacco su larga scala è amplissimo. Questa torta fa vedere da dove sono venuti gli attacchi contro l'Italia. Sono dati dalla relazione del Sistema di Informazione per la Sicurezza della Repubblica, quindi una fonte ufficiale, una relazione presentata al Parlamento sostanzialmente dalle agenzie che si occupano di intelligence in Italia. Vedete che la gran parte sono gruppi di hacker, quindi difficilmente controllabili. Dobbiamo però dire che questo è un qualcosa che ci deve preoccupare, forse ci dovremmo agire di più in Europa, perché e soprattutto per l'Italia abbiamo una scarsa cultura del digitale nelle società e molte imprese, soprattutto le piccole e medie imprese, non hanno assolutamente strumenti adeguati di protezione. Quindi questo è un rischio che può generare costi molto elevati, c'è chi stima più dell'1% del PIL mondiale da qui a 10 anni come costo di questi attacchi. Se l'Italia non si prepara per tempo potrebbe essere un problema. Wall Street e gli Stati Uniti, anche qui abbiamo fatto un esercizio, una simulazione sull'impatto di una crisi negli Stati Uniti, un rallentamento dell'economia americana, senza guardare tutti quei numeri, ma sostanzialmente la borsa italiana e la borsa americana sono molto correlate, quindi un calo di Wall Street porterebbe a un calo molto marcato della borsa italiana e poi a una recessione in Italia. Quindi anche quello che succede dall'altra parte dell'Atlantico ce lo dobbiamo guardare con molta attenzione. Penultimo tema, la guerra o la pace tra Stati Uniti e Cina. C'è in corso una negoziazione tra gli americani e i cinesi per mettere fine, diciamo, a questa guerra commerciale. Ci sono 2 opposti scenari per il 2019, poi ovviamente, come dire, tutta questa vicenda è per chi comanda il mondo, no? Al di là delle questioni commerciali, e vedete che tra Cina e Stati Uniti ormai è difficile dire chi è più grande dell'altro, no? Anche il PIL, se lo misuriamo in dollari sono gli americani, ma se lo misuriamo in parità di potere d'acquisto i cinesi ormai sono più grandi. Se guardiamo l'export, i cinesi esportano più degli americani, se guardiamo l'import sono gli americani che importano più dei cinesi. Quindi ormai sono 2 giganti che si contendono il primo posto. Questa secondo noi è la questione rilevante dietro la guerra commerciale. Comunque ci sono 2 scenari, ovviamente uno di guerra che porterebbe a ulteriori dazi e a una perdita fino a 3 punti percentuali di PIL mondiale nel giro di un paio d'anni, se venissero introdotti tutti i dazi annunciati e le ritorsioni, oppure uno scenario di pace che porterebbe al commercio mondiale di ripartire, però attenzione che la domanda che ci dobbiamo fare è se gli americani si accontenterebbero di questo accordo con i cinesi oppure non sposterebbero l'attenzione sull'Europa e in particolare al deficit commerciale che hanno con la Germania e quindi ai dazi minacciati sull'automotive. C'è chi dice che effettivamente una volta chiuso l'accordo con i cinesi questo è lo scenario che si potrebbe realizzare, cioè i dazi sul settore automotive europeo. La Germania, dopo la Cina, è il paese che ha il più grande surplus commerciale nei confronti degli Stati Uniti e l'Italia credo sia il 4º dopo il Canada, quindi noi siamo, gli americani non ci guardano, ma siamo un paese, come dire, con un alto surplus nei confronti degli americani. L'ultima questione che voglio trattare è la via della seta. La via della seta, sapete, c'è stato questo memorandum tra il governo italiano e la Cina per questa Belt and Road Initiative, che è sostanzialmente, come dire, un grande progetto infrastrutturale sia terrestre che marittimo per collegare la Cina al più grande mercato del mondo che è l'Europa. Qui ci sono 2 temi importanti, uno un rischio, uno un'opportunità. Allora il rischio è come vengono fatti gli accordi con i cinesi. Nel senso che la Cina tende soprattutto in questa iniziativa della Belt and Road,
a fare prestiti agli Stati e poi a chiedere agli Stati di finanziare opere attraverso imprese cinesi. Il problema di quando uno Stato si fa fare un prestito da un altro Stato, in questo caso la Cina, le condizioni, soprattutto se uno è più debole dell'altro, non sono proprio trasparenti e soprattutto eque. Vi faccio due esempi. Un esempio è il Pakistan. Il Pakistan ha dovuto chiedere un programma di aiuti al Fondo Monetario dopo essersi indebitato fortemente coi cinesi sulla Belt and Road Initiative. Il secondo esempio è Sri Lanka. Sri Lanka ha accettato un finanziamento cinese per costruire un grande porto. Il governo dell'isola non è più stato in grado di ripagare questo prestito. I cinesi hanno deciso in accordo col governo di Sri Lanka, si sono presi il porto, un pezzo di terra intorno, hanno ottenuto una concessione per 99 anni e ora ci stanno costruendo una base militare sopra. Quindi come il governo italiano maneggerà diciamo, questi accordi con i cinesi è molto molto rilevante. Io dico sarebbe molto meglio coinvolgere organismi multilaterali come la Banca Europea per gli Investimenti, la Banca Mondiale, la stessa Asian Infrastructure Investment Bank di cui l'Italia è parte, piuttosto che farci fare un prestito bilaterale dai cinesi per potenziare il porto di Trieste. L'opportunità dov'è? L'opportunità però è in questo grafico qua. Qui fa vedere che la maggior parte dell'interscambio tra Europa e Cina avviene via mare, la barra blu. Ma di tutto questo transito, vedete, il 60% di ciò che arriva in Europa o che parte dall'Europa verso la Cina avviene via mare. In realtà di tutto questo transito noi italiani cogliamo pochissimo. L'Italia era nel 2008 al secondo posto per flussi di merci intercettati dal canale di Suez, oggi è al 10° posto. E allora dov'è l'opportunità? È ovvio che dal punto di vista geografico far arrivare le merci che arrivano da Suez ai porti italiani e da lì andare in Europa è più conveniente piuttosto che arrivare a Rotterdam, a Amburgo, così come avviene adesso. Quindi c'è un'opportunità, naturalmente bisogna gestirla bene, ma l'Italia può effettivamente diventare l'hub logistico d'Europa per le merci che transitano nel canale di Suez. Naturalmente una volta che arrivano ai porti italiani devono pure essere in grado di passare le Alpi, e se noi invece nelle Alpi non vogliamo fare alte velocità o tunnel, è chiaro che le merci che arrivano a Trieste o a Genova poi dovranno essere caricate su un'altra nave ed andare a Rotterdam. Concludo con 4 principali messaggi. Il primo è che l'Italia è ferma, purtroppo, ed è ferma se la domanda mondiale regge, se no il rischio è che arretri. Ci sono molti fattori esterni di rischio e il materializzarsi anche solo di uno di questi potrebbe farci scivolare appunto in recessione. Cruciale è nel brevissimo periodo lo scenario post-Brexit, semmai ci sarà un post-Brexit, e delle elezioni europee, e il ruolo che l'Italia giocherà in quel contesto, cioè se ci isoleremo o se saremo parte invece del nuovo processo europeo. E l'ultimo punto è come ci apriremo alla Cina. Quindi l'invito è trasformare i rischi in opportunità. Grazie. Beh, abbiamo sentito tante cose interessanti e adesso direi che potremmo cominciare a discuterle. La cosa migliore forse è che i nostri relatori si accomodino tutti su queste scomodissime poltroncine, ma queste abbiamo. Mettiamo Andrea qui e magari il professor Prodi lo mettiamo qui al centro e Ignazio ti mettiamo lo stesso. Avete qui i microfoni.
E i temi di cui potremmo discutere sono davvero tanti, tanti perché sono tanti quelli che ha affrontato Andrea Montanino, sono tante le questioni che meriterebbero approfondimento e magari soluzione, cioè non abbiamo in fondo discusso di soluzioni su molte di queste questioni e anche su questioni interne, e poi perché ci sono dei temi che magari non sono stati toccati. Per cui io comincerei con il professor Musu e gli chiederei una prima reazione, alcune idee, che cosa c'è, cosa non c'è. Tra l'altro faccio anche un po' di pubblicità, ha scritto un bellissimo libro uscito per il Molino sulla Cina e sull'egemonia cinese nel mondo del digitale, che è pure un altro pericolo importante che stiamo correndo. Ignazio. Ecco, grazie. Io sono stato colpito molto nella lettura del rapporto da quello che poi è stato qui presentato nella slide numero 12, credo. Cioè, voi avete fatto questo interessantissimo calcolo dell'indice di rilevanza geoeconomica, hanno messo insieme 6 fattori, mi pare, e poi hanno, come avete visto, classificato l'influenza di questi paesi sull'Italia sulla base di questi 6 fattori. E quello che colpisce è che i primi 5, il primo è gli Stati Uniti, ma questo non colpisce tanto, insomma. Poi ci sono alcuni paesi europei, ma solo pochi, c'è la Francia, la Germania, l'Inghilterra e poi l'Olanda per le relazioni finanziarie, e poi si passa alla Russia e alla Cina. Gli altri paesi europei sono indietro. Infatti lo slide, e credo anche la tabella, si ferma alla Russia, la Cina non va avanti. E la Russia per le questioni energetiche, la Cina per l'ampiezza, la dinamica del mercato di sbocchio, no? Allora io sono stato colpito da questo e poi anche dal fatto che se voi leggete il rapporto troverete che il rapporto si sofferma anche su 2 altri paesi asiatici, la Turchia e l'Iran, in modo problematico. Sono stato colpito da questo perché secondo me questo conferma una cosa di cui cominciamo a renderci conto, ma dobbiamo renderci conto che l'asse geoeconomico del mondo, visto che si parla di scenari geoeconomici, si sta spostando ormai da ovest a est. E a me è capitato recentemente, proprio mi pare il 28 di marzo, se voi prendete il Financial Times c'è un articolo che si intitola Asian Century About to Begin. E in questo articolo ci sono un dato interessante. Nel 2000 il peso dell'Asia sul PIL mondiale era il 33% e il peso del resto del mondo era ovviamente, anzi era il 35% e il 65% era il resto del mondo. Questo rapporto si è già invertito e in questo articolo del Financial Times si scrive che nel 2023, cioè fra poco, il peso dell'Asia sul PIL mondiale sarà il 53% e il resto del mondo il 47%. Poi una delle ultime slides avete visto che se noi misuriamo il prodotto interno lordo tenendo conto della cosiddetta diversità, cioè in termini di parità dei poteri d'acquisto, la Cina è già la prima economia del mondo, pesa per il 18% sul PIL mondiale e gli Stati Uniti il 15%, l'Unione Europea un po' meno, l'Ocse pesa sul 55%, l'India ancora poco. Ma ci sono degli studi, in particolare ne cito 2, uno della PricewaterhouseCoopers e l'altro più ufficiale, insomma, dell'Ocse, forse questo sugli scenari di lungo periodo nel 2060, in cui si vede, cioè sono ovviamente scenari di lungo periodo, quindi vanno presi molto, però danno delle indicazioni, insomma, nella metà del secolo, secondo questi studi, la Cina peserà il 22%, ci si passa dal 18 al 22%, gli Stati Uniti scendono dal 15 al 12%, l'Unione Europea scende al 9%, l'Ocse dal 55 scende al 42%, l'India dal 7 sale quasi al 20%. Quindi dopo c'è l'Indonesia che diventerà uno dei primi paesi del mondo. Ora questo scenario condiziona tutto il nostro modo di vedere anche i rapporti del nostro paese con il mondo, gli scenari geoeconomici. E quello che noi vediamo è
quello che succede negli Stati Uniti e quello che succede in Europa. Negli Stati Uniti, con la presidenza Obama, c'era rivolgimento verso il Pacifico, ma c'era una prospettiva di collaborazione. Se non ci fosse stato l'accordo tra Obama e Xi Jinping, la conferenza di Parigi sul cambiamento climatico non avrebbe avuto la conclusione che ha avuto. Gli Stati Uniti, dopo, con la presidenza Trump, hanno cambiato linea, hanno assunto una linea più di contrapposizione. Quello che colpisce, e si vede anche nel rapporto, è che gli Stati Uniti in questo cambiamento di strategia hanno tagliato fuori l'Europa, cioè questi due pilastri del modello occidentale adesso sembrano addirittura separarsi. Allora è chiaro che quando parliamo di Italia e scenari geoeconomici non possiamo non tener conto di questa situazione. E allora io volevo solo fare, 5 minuti, due considerazioni su i due paesi, i due ultimi dello scenario, la Russia e la Cina, sul rapporto tra Europa e Italia dentro l'Europa in questi... Con la Russia, l'Europa fino a un po' di tempo fa c'erano tensioni soprattutto nel settore del gas, perché noi dipendiamo dalla Russia soprattutto per il 50% mi pare circa del gas che importiamo, e c'erano tensioni però superate con un certo successo sotto il profilo della capacità dell'Europa di far aderire, diciamo, la Russia al modello di regole europee. Non so, c'è stata nel 2011 una contesa antitrust della Commissione europea con la Gazprom ha dovuto poi adattarsi alle nostre regole, c'è stato un tentativo della Russia di ricorrere alla WTO nel 2014 contro quella che è il nostro terzo pacchetto di energia europeo. Alla fine si è trovato un accordo. Dopo la crisi ucraina le cose vanno peggio. Qui è importante, per esempio, capire l'importanza di questo progetto TAP, perché il progetto TAP cosa vuol dire? Che noi importeremo gas direttamente dall'Azerbaigian via Grecia, via Turchia e Grecia, e probabilmente in futuro sapete che c'è anche un progetto sostenuto dall'Unione Europea, ma che si oppone la Russia e si oppone l'Iran, di passare sotto il Caspio, arrivare al Turkmenistan, che ha i giacimenti, il quarto paese al mondo per i giacimenti di gas, che adesso completamente dipende dalla Cina, ma potrebbe collegarsi all'Unione Europea. Ma con l'Ucraina come la mettiamo? Perché noi dobbiamo difendere l'Ucraina, se la sorpassiamo cosa facciamo? Ci sono problemi aperti, io non ho assolutamente una soluzione, però l'Europa deve affrontare questo tipo di problemi, perché se noi saltiamo l'Ucraina, perché per esempio ci riforniamo, non la salteremo completamente, attualmente noi passiamo attraverso l'Ucraina e passiamo attraverso il gas che viene per il gas che viene dal Caspio. Noi però dobbiamo tenere, infatti l'Unione Europea adesso fa un flusso di ritorno del gas all'Ucraina in rapporto alla situazione con la Russia. Sono problemi, secondo me, punti di domanda molto grossi, tra cui anche ci metterei quello di cosa intende fare l'Europa con la Russia, perché la Russia si sta avvicinando alla Cina, l'Iran si sta avvicinando alla Cina, la Turchia si sta avvicinando alla Cina, e sia l'Iran sia la Turchia sono spinti verso la Cina perché dopo il colpo di Stato in Turchia, con gli Stati Uniti e anche con noi le relazioni si sono deteriorate. L'Iran, dopo quello che è scritto anche nel rapporto della Confindustria, con gli Stati Uniti le relazioni sono cambiate. Quindi noi tendiamo, perché se si forma quello che alcuni scrittori definiscono il continente eurasiatico, in cui l'Europa diventa una specie di penisola irrilevante, è un problema molto serio. Sulla Cina il rapporto ha un sacco di informazioni interessanti anche sul rapporto Italia-Cina. Io me le ero anche segnate, ma il tempo corre, non so, il limitato peso delle imprese cinesi, il fatto che noi esportiamo siamo un export in aumento ma esportiamo meno della Germania, che gli investimenti cinesi in Italia sono il 9% di quelli destinati ai paesi europei, mentre in Germania ci va il 12%. Poi c'è da
tener conto, oltre che della notazione fatta anche nella presentazione, sul fatto che l'Italia sta perdendo peso nei porti del Mediterraneo proprio dove i cinesi sono entrati. C'è anche da tener conto che la Cina ha già concluso tutta una serie di rapporti con paesi europei, secondo una logica tipica della Cina, tipica della Belt and Road. Io ho un progetto aperto, chi è più debole cede prima, entro in contatto. Il famoso discorso del 16+1. Ci sono 11 paesi europei che hanno già concluso accordi specifici della Cina, più 5 balcanici, si è unita la Grecia e il Portogallo fa 18+1. Questo è sono discorsi che noi leggiamo sul rapporto, secondo me vanno tenuti presenti. Ma anche qui, se noi invece di parlare di Italia-Cina parliamo di Europa-Cina, e allora vediamo una situazione, magari poi Romano Prodi parlerà molto meglio di me di queste cose, ma insomma vediamo che l'Europa ha una situazione abbastanza paradossale nei rapporti con la Cina, perché la sua struttura istituzionale, cioè c'è un governo europeo, ma poi ci sono gli stati che non si riflettono nel governo europeo. Allora la Cina con chi ha che deve parlare? Con il Presidente della Comunità Europea, il Ministro degli Esteri europeo, parla con i singoli Stati. La Cina ovviamente parla di più con i singoli Stati, poi viene Xi Jinping, incontra anche Juncker, ma il rapporto... Allora questa contraddizione bisogna risolverla, perché altrimenti è inutile che noi parliamo di un'Europa unita che deve trattare con la Cina quando poi i singoli stati trattano direttamente, e la Cina approfitta di questa situazione. Anche qui c'è un cambiamento, dopo chiudo perché un cambiamento interessante, perché fino a poco tempo fa il rapporto, pur con tensioni di tipo commerciale, sui diritti umani, sulle questioni di Taiwan, il rapporto Europa-Cina era un rapporto che insomma tendeva alla collaborazione. Adesso sembra che le cose stiano cambiando. Io faccio solo un esempio su una delle questioni più dibattute, questa sulle reti, le famose reti 5G, gli sviluppi dell'intelligenza artificiale. Se voi andate sul sito della Commissione europea adesso, andate sul sito Digital Single Market, trovate una sintesi di tutti i rapporti tra l'Unione Europea e i singoli paesi. C'è anche quello sulla Cina. Quello sulla Cina si ricorda che nel 2015, cioè 4 anni fa, noi abbiamo concluso un accordo Unione Europea-Cina di collaborazione sulle reti 5G. Addirittura c'è scritto chi dovrà collaborare per attuare l'accordo. In Europa quello che si chiama 5G Infrastructure Public-Private Partnership, cioè è un'iniziativa congiunta della Commissione europea e degli operatori nel settore. In Cina un gruppo che è fatto dal Ministero dell'Informazione e dell'Industria, della Scienza e Tecnologia e la loro NDRC, la Commissione sullo Sviluppo. Questo è scritto lì ed è scritta questa cosa l'8 marzo del 2019, ma adesso invece siamo entrati in una situazione sostanzialmente conflittuale, in cui secondo me bisogna che l'Europa capisca che non può, questa cosa di andare dietro all'idea degli Stati Uniti di adesso di bloccare Huawei, ma in Europa Huawei non si può bloccare. In Inghilterra Huawei li ha praticamente rimesso in piedi la rete della British Telecom, e la Cina su questo settore delle applicazioni dell'intelligenza artificiale sta facendo passi da gigante. Perché? Perché le grandi innovazioni di base sono state fatte negli Stati Uniti, nel Canada, anche in Inghilterra, ma tutte le innovazioni incrementali, gli algoritmi, la disponibilità dei dati, li sta facendo la Cina. Allora possiamo noi porci in un atteggiamento sostanzialmente di scontro? Secondo me dobbiamo cercare di trovare un terreno di collaborazione, tra l'altro affrontando anche una serie di problemi che rimangono aperti, perché l'Europa deve decidere quanto vuole sul rapporto tra Stato e mercato, su queste cose deve decidere, perché è vero che noi accusiamo la Cina di un eccessivo peso dell'intervento pubblico rispetto al ma su questi settori come
le innovazioni tecnologiche, della rivoluzione digitale, dell'intelligenza artificiale. Un rapporto tra pubblico e privato è assolutamente necessario. Quindi io personalmente penso che il rapporto bisogna cercare di impostarlo non arrivando a una situazione di scontro che potrebbe essere veramente molto, molto pericolosa. Ci sono un sacco di cose in cui si può collaborare. Abbiamo avuto anche un esempio anche noi, sull'ambiente si può fare moltissimo, sul settori che i cinesi hanno, problemi che i cinesi hanno, il settore delle pensioni, della sanità, si possono fare molte cose insieme. Quindi io personalmente sono ben consapevole di quali sono i rischi, però secondo me noi dobbiamo cercare di metterci nella situazione di arrivare a evitare di arrivare a uno scontro che potrebbe essere veramente molto pericoloso. Grazie. Grazie Ignazio. Quindi, oltre ai rischi vedi anche grandi opportunità e forse potremmo ripartire da qua, cioè approfondiamo il tema Cina, anche perché il professor Prodi tra tutti i presenti credo che sia il più esperto su queste tematiche. Come legge il futuro delle relazioni tra Europa e Cina e soprattutto il ruolo della Cina come opportunità per una maggior crescita dell'Italia sui mercati internazionali? In fondo Andrea diceva ce la possiamo cavare attraverso l'export, la Cina in che modo può essere lo strumento con cui andiamo a crescere di più, in quali settori, con quale modalità di collaborazione? Ha ragione Ignazio quando dice abbiamo bisogno di cooperare con le autorità cinesi di più di quello che facciamo adesso. Ma i nostri rapporti con la Cina dipendono da noi. Voglio dire, la Cina ha sempre guardato con una grande curiosità all'Europa. Quando è nato l'euro, io ero Presidente della Commissione Europea, avevamo il bilaterale ogni anno Unione Europea-Cina. Era di un divertente unico, perché a questi bilaterali si va di solito con un dossier alto così, in cui c'è dentro tutto, no? Dal problemi della sanità fino ai problemi dello scambio, dei controlli e così via. Al presidente cinese non gli interessava niente di questo, gli interessava soltanto l'euro. Metteva da parte il dossier e ti chiedeva, ma è vero che avrete una moneta comune? Dico sì, è vero che abolirete il franco e il marco, della lira non mi chiese nulla, ma dico sì, che avrete un pezzetto di carta, che potremo avere nelle nostre riserve l'euro? E lì arriva la risposta politica, dico ma come mai le interessa tanto? La risposta politica è perché se accanto al dollaro c'è l'euro ci sarà posto anche per il renminbi, cioè noi vogliamo un mondo articolato, multipolare e non un mondo monopolare. Poi l'Europa ha deluso queste aspettative, non ha preso il ruolo che doveva prendere. Io ho fatto 6 anni di insegnamento in Cina alla Business School di Shanghai. Al primo anno mi chiedevano tutti dei seminari sull'Europa, all'ultimo anno, cioè 2 anni fa, non gliene fregava niente a nessuno. Cioè, siamo noi che siamo ancora la più grande potenza industriale del mondo, il più grande esportatore del mondo. E ormai, essendo così frammentati, non ci considera nessuno. Questo è il vero problema, questa è la necessità dell'Europa, perché da soli non ce la facciamo nulla e siamo assolutamente divisi, l'ha già accennato voi nei vostri interventi, quando la Germania fa il leader delle sanzioni alla Russia e poi conclude con la Russia il più grande accordo commerciale facendo un tubo di gas enorme, allora voglio dire, qui cosa giochiamo ai farisei? E allora la Cina intelligentemente divide e timpera, anche se non sanno il latino, divide e timpera, ci fanno a pezzettini, creano il 16+1 a cui ha alluso prima Musca, diventa 18+1, cioè prendono i paesi europei più deboli e poi dopo trattano con loro e dividono
le decisioni nell'ambito di Bruxelles. Cioè, ma il problema è nostro, il problema è nostro. E in questo momento noi siamo, e poi c'è l'altro aspetto, attenzione che noi siamo legati, dobbiamo essere ancora, l'Alleanza Atlantica per me è ancora il fondamento della nostra sicurezza, ma un destabilizzatore come è stato Trump negli ultimi tempi, gli insulti che ha fatto alla Merkel e l'inno alla Brexit. Il Presidente degli Stati Uniti ha fatto l'inno alla Brexit, no? Allora noi ci troviamo in questa situazione che per la prima volta veniamo in fondo provocati e isolati a est e a ovest, no? E devo dire che fra la Brexit e Trump e Putin questi fatti stanno facendo, anche se di poco, risvegliare lo spirito europeo. Mi sembrerà assurdo, ma in questo momento un'analisi del spirito europeo perché è di dire, oh ragazzi, qui se tutti ci picchiano in testa, stiamo attenti. La riflessione che io faccio quando spiego queste cose agli studenti, dico, guardate, al mondo ci sono 22 cinesi per ogni italiano, quindi il problema di riaggiustare un po' le cose è indispensabile, di metterci assieme. Ecco, questa è la grande urgenza che noi abbiamo. E evidentemente abbiamo vicino a noi anche una politica straordinariamente efficace di un paese che è molto debole come la Russia. Guardate, la Russia, per fare un esempio che è scioccante, la crescita, dunque il prodotto interno russo, il totale prodotto interno russo, equivale alla crescita di un anno della Cina. Cioè la Cina cresce di una Russia all'anno. Sono cose che d'altra parte fatti i conti, sono 1 miliardo e 400 milioni, gli altri sono 140 milioni, quindi un decimo, la Cina cresce molto più forte di questo decimo, quindi i conti sono fatti, sono semplicemente, ma queste cose devono porre l'Europa a un'unione sempre più stretta e a una politica unitaria, perché prima Muso diceva, ma ricordava gli accordi di Parigi, no? sul clima, su questo. Dico, abbiamo fatto i grandi accordi a Parigi, ma non li stiamo assolutamente rispettando, proprio nessun media vi dice come stanno le cose, ma l'inquinamento prosegue alto. E poi l'assurdo, per dirvi come gli interessi di paese siano più forti di tutti. L'unico grande paese che sta rispettando gli accordi di Parigi sono gli Stati Uniti, che l'hanno rifiutato. Perché? Perché è venuto a costare il gas così poco con lo shale gas che passano dal carbone al gas a un ritmo infernale, inquinano meno e quindi loro ripudiano Parigi e rispettano Parigi. Noi appoggiamo Parigi e non lo rispettiamo. No, voglio dire, perché faccio questo esempio? Perché è un mondo, e qui io sto riflettendo molto, in cui secondo me negli ultimi 2 anni stanno uscendo dei fenomeni particolari, cioè la politica sta riprendendo il campo rispetto all'economia. C'è una specie di tutte queste tensioni che ci sono, no? Sono proprio guidati da un ritorno della politica pura, che sta svolgendo un sistema di paura nel mondo, no? Un sistema di inquietudine che sposta tutti i paesi, e dico tutti, verso un desiderio di autorità, cioè di delega del potere. Nelle Filippine, in Cina, pensate, Xi aveva già il comando sull'esercito, sul partito, sul governo, ci ha aggiunto il comando diretto sulla banca centrale, su tutte le politiche finanziarie, eccetera, proprio perché c'è questa maggior tensione politica e i paesi si raggruppano di fronte ai loro governanti, in Pakistan, in Russia, in Turchia,
in Ungheria, in Polonia, in Italia, l'evoluzione politica è un puro desiderio di autorità, insomma, proprio che si esprime in questo modo. Negli Stati Uniti, la delega di Trump è questo, perché c'è questo grande, fortissimo passaggio. Bolsonaro, era impossibile che noi pensassimo a Bolsonaro arrivare alla presidenza del Brasile, no? In tutta l'Africa abbiamo le statistiche dell'ONU che ci dicono ma andiamo verso la democrazia, si sono moltiplicate le elezioni. Sì, è vero, ma tutte le battaglie politiche adesso sono di governanti africani che, scaduti il loro mandato per la loro Costituzione, non se ne vogliono andare via, in cui le elezioni sono diventate lo strumento per avere un potere patrimoniale sul paese, no? E che poi non abbandonano, quindi sono diventati uno strumento Ecco, noi abbiamo un mondo di questo tipo, quindi abbiamo bisogno fortemente di... Visto che ha menzionato l'Africa, ne approfitto perché tra le sue tante competenze c'è anche quello, è stato per tanti anni parte di una commissione importante che l'Europa aveva creato in Africa. Da 2 anni, 3 anni a questa parte c'è un programma importante dell'Unione Europea in Africa per aiutare lo sviluppo dei paesi africani, considerato come il continente che dovrebbe fornire più opportunità ai paesi europei. Il rapporto non ne parla, però forse vale la pena raccontare quanto è stato fatto e se è vero che la grande opportunità che abbiamo in Europa non sta tanto in Cina quanto in Africa. No, potenzialmente l'Africa è importante, oggi come oggi è ancora marginale, per essere concreti, ma è il grande aspetto del futuro per i pericoli e per le opportunità. In questo senso, no? L'Africa aveva 250 milioni di abitanti nel 1950, ne ha 1 miliardo e 200 oggi e 2 miliardi e 400 milioni a metà del secolo. La Nigeria nel 2050 avrà tanti abitanti come tutta l'Europa. Questo è l'aspetto. Poi che cosa ha l'Africa, no? È oggetto di fortissimi interessi cinesi. Perché? Per una logica molto semplice. La Cina ha il 7% delle terre arate del mondo e il 20% della popolazione del mondo. Ed è un grande paese industriale, il 30% della produzione industriale del mondo. Allora, quando i cinesi morivano di fame, andava tutto bene, nel senso che non avevano bisogno di importare prodotti agricoli. Adesso la Cina ha bisogno del resto del mondo, ha bisogno di cibo, ha bisogno di energia e ha bisogno di materie prime. Dove le va a trovare? Dove ci sono, in Africa e in America Latina. E allora c'è questo grande, per quello che vi dicevo, la politica finisce che controlla tutte queste fare. E l'altro continente interessato alla Cina è l'Europa, indubbiamente, per i motivi della migrazione, per le grandi tradizioni dei nostri rapporti. Gli Stati Uniti non hanno nessun interesse vitale, hanno un interesse strategico per l'Africa, perché hanno un controllo militare, ma dal punto di vista della loro vitalità non hanno mica bisogno dell'Africa. Hanno agricoltura in eccedenza, materie prime, vabbè, alcune meno, alcune di più, energia ormai sono autosufficienti per quello che è avvenuto, e allora abbiamo questo problema di come comportarsi con l'Africa, con una potenzialità europea fortissima, anche con questi grandi piani, che però si frammentano da paese a paese. Cioè io stesso, vi confesso, quando ero Presidente della Commissione e avevo un problema in qualche paese africano, chi faceva il capofila? L'ex paese coloniale, perché conosceva tutto, perché aveva... Ed è così nei rapporti con l'Africa, quindi noi siamo come aiuto singolo, come aiuto il maggiore donatore all'Africa, come attività siamo così frammentati che non abbiamo poi un'efficacia, cioè quando
Xi dal 2006 in poi chiama a Pechino tutti i leader africani assieme a relazioni diplomatiche con 51 paesi su 54 che sono i paesi africani. Ma avere relazioni diplomatiche da parte della Cina vuol dire far chiudere tutte le porte con Taiwan. I paesi africani, salvo due, hanno chiuso tutti i rapporti con Taiwan e la Cina gestisce a livello continentale come politica continentale. Qui è una differenza enorme, no? E prima torniamo al discorso poi dei nostri rapporti qui, Venezia, Adriatico, con la Cina, no? È stato giustamente rilevato, quella pagina lì del rapporto è una delle più impressionanti, come abbiamo perso. Prima di tutto il rapporto dice 60% via mare, 60% in valore, in quantità via mare siamo al 94%, e si fa la gran propaganda per la ferrovia o per l'aereo, ci vanno le arance, ma voglio dire, ci va solo la roba preziosa e continuerà così. La ferrovia sta guadagnando una quota di mercato, ma passa dal 3 al 4%. Perché? Perché ci mette 15 giorni in meno, 20 giorni in meno anche, sì, 20 giorni in meno. Però, prima di tutto, un treno ha 50 vagoni o 100 a seconda del paese che passa. Una nave cosa ne ha? 20.000 adesso, no? Le moderne container hanno 20.000 vagoni, ma che cosa volete che faccia? 50? E poi è rischiosissimo via terra, perché basta un funzionario o 4 terroristi a cavallo che vi fermano, no? E quindi il grande del traffico sarà sempre per mare. E qui il problema dell'Italia è la frammentazione italiana. Cioè, io ho tentato uno sforzo con Gioia Tauro e lì la società locale ha assorbito tutto, e qui omissis, cioè omettiamo. Poi Taranto, firmo con 2 grandi compagnie, una di Taiwan, Evergreen, e l'altra cinese, l'accordo su Taranto, mi impegno a approfondire i fondali, e dopo cominciano il problema dei verdi, e la sovrintendenza, e la tartaruga marittima, e l'erba del Mediterraneo, eccetera. Dopo 7 anni mi è arrivata, io non ero già più in politica, ma come ricordo di un rapporto serio, mi è arrivata la lettera che diceva: Presidente, noi torniamo a casa, e sono tornati a casa. Per fortuna adesso è un po' cambiato il trasporto marittimo, non ci sono solo le navi giromondo che scaricano tra Suez, stando a sud tra Suez e Gibilterra, ma il traffico è aumentato tanto per cui anche le grandi petroliere possono arrivare nell'Alto Adriatico o nell'Alto Tirreno. E allora qui il problema è mettersi assieme, fare dei grandi investimenti e prendere il mercato, perché ci sono 4-5 giorni in più andare a Rotterdam. Ma qui ancora non c'è questo, e secondo me bisogna fare Ravenna, Venezia, Trieste, Fiume e Capodistria. Bisogna fare un grande porto in modo che si scaricano tutti e andiamo verso nord. Allora veramente riprendiamo il secondo posto o il primo nel Mediterraneo, perché siamo a un passo dalla Baviera, dall'Austria, li abbiamo qui sopra, avremo la galleria del Brennero, tra l'altro, fra non molto. Ecco, però qui il paese deve reagire come un paese unito, non come un paese diviso. Ignazio, avevi un commento? Prima volevi fare oppure... No, il commento era... Romano parlava della Cina che guarda ai paesi con cui vuole instaurare rapporti anche con la Belt and Road per l'energia e per l'agricoltura.
loro hanno effettivamente dietro la Belt and Road, pensa non solo all'Africa, al Kazakistan, loro si stanno comprando le terre del Kazakistan perché il Kazakistan è un paese che fornisce prodotti agricoli in abbondanza, infatti adesso anche il Kazakistan comincia a avere qualche problema perché l'atteggiamento della Cina è quello e sulle fonti energetiche è la stessa cosa. Quindi dietro la Belt and Road non c'è soltanto il disegno egemonico di Xi Jinping, c'è anche una serie di problemi che la Cina ha del suo sviluppo economico. Ha sovraccapacità da piazzare, ha mercati da trovare e queste sono cose che noi dovremmo forse tenere conto, no? Quando impostiamo. Infatti vedrete l'India fra poco, cioè l'India è proprio di fronte a un bivio. Se continua come negli ultimi anni, fra poco diventa un attore internazionale che ha altrettanti problemi, perché l'India adesso ha 1,80 miliardi di abitanti, a metà secolo ne avrà 1,6 miliardi, 1,6 miliardi e 1,7 miliardi, cioè avrà 200-300 milioni di abitanti più della Cina. E ha molti più rischi perché non ha omogeneità etnica, religiosa, al Parlamento parlano 20 lingue, quindi problemi ne ha tanti, ma come potenzialità fa impressione. Quindi l'Asia non è destinata, è destinata proprio a fare quelle crescite che diceva prima. Ecco. Mauro, tu volevi fare un commento rapidissimo sulla questione trasporti. T'ho visto scalpitare. No, 3 cose. La prima è... Magari ti rivolgi a tutti così. 3 cose. La prima è che le statistiche dell'Unione Europea, c'è qualcosa che non mi quadra, sono qualcosa che va riletto onestamente. Le esportazioni extra UE rispetto alle esportazioni intra UE, cioè l'importanza del mercato interno rispetto al mercato estero. In questo momento le esportazioni extra UE sono il 60% delle esportazioni intra UE e quindi ovviamente sono una parte minore, ma stanno crescendo moltissimo. Per esempio nel nostro paese, secondo fonte UE, il prossimo anno siamo a pari. Lì non si vedeva da questi dati, diciamo, no? Quindi c'è qualcosa su cui riflettere un momento. Vuol dire che ci sono molti altri paesi, non solo questi, per cui se questo è che lo stock è l'Europa, ma il flusso va dall'altra parte perché sta aumentando moltissimo. Quindi se uno dovesse fare un ragionamento non a 5 anni ma un po' più avanti, guardare quali sono questi mercati, come si muovono. Gli Stati Uniti sono ancora un mercato molto importante di questi, no? Quindi non è così. Però l'oltre Suez, eccetera, sta diventando una cosa tutt'altro trascurabile. Questa è la prima cosa. La seconda, ammettete che il signor Xi Jinping non avesse detto lanciamo la One Belt, One Road prima, poi ho detto porca miseria, One Belt, One Road, tutti mi chiedono qual è, no, Belt and Road Initiative, chiunque c'è, eccola, venite signori, così via, facciamo poi la via della città marittima, eccetera. Mettete che tutto questo non ci fosse, cosa sarebbe cambiato? Niente, perché la quantità di traffico e di trade tra quei paesi asiatici che crescono in quei modi e gli altri sarebbe stato organizzare comunque. Cioè, noi Xi Jinping ha avuto l'intelligenza di mettere cappello e naturalmente di intervenire su tutti i processi di trasformazione che sarebbero stati comunque lì dentro. Faccio presente che la rotta, perché è giusto, il problema diciamo, ferroviario è un problema molto interessante politicamente interessante, serve anche lì alla Cina per discutere con i vari paesi che attraversa. Vi faccio una prima osservazione molto banale. I treni del ritorno dall'Europa alla Cina erano vuoti, cioè non sono sussidiati, non stanno in piedi, cioè, economicamente è un'operazione politica con cui la Cina discute o parla con tutti i paesi eurasiatici venendo in qua, insomma, non tutti quelli, e quindi gli serve per altre cose. Ma il 93% delle merci che vanno via mare sono tali per cui la rotta in questo momento Estremo Oriente Europa, quella che passa per Suez, è la rotta più importante al mondo. In questo momento è ancora quantitativamente come Asia, Stati Uniti, America, diciamo, però è ormai 3 volte Europa-Stati Uniti. Cioè, Europa-Stati Uniti non conta più un accidente dal punto di vista, anche qua, prospettico naturalmente, di questa cosa. E cosa sta succedendo su questa rotta?
Qui c'è tutta una cosa, ma adesso non entriamo in dettagli troppo tecnici. La differenza è che fino a ieri le navi erano misurate, venivano chiamate, avete mai sentito parlare di Panamax, Super Panamax, Post Panamax? Sostanzialmente si guardava il canale di Panama per capire le dimensioni che occorrevano. Quelli che passavano di là andavano bene, gli altri no. Oggi il fatto è che Panama è impraticabile dalle navi che passano per Suez. Quindi oggi abbiamo un Suez Max che sta definendo e che ha prodotto, oggi abbiamo, come dire, rottamato le rotte. Si sta parlando di passaggio, di andare negli Stati Uniti, costa est, passando per Gibilterra, che conviene che non andare dall'altra parte. Abbiamo rottamato le navi, stiamo rottamando, ecco, abbiamo bisogno di rottamare i porti, di rottamare i sistemi logistici. Cosa fanno i cinesi? Si stanno un po' alla volta, ma non è che lo facciano perché sono aggressivi. Oh, qualcuno deve pure fare sta roba, se uno non lo fa nessun altro, lo fanno loro. Cioè, è tutta un'idea che, e arrivo subito al punto, a me sembra che gli scontri di questi giorni, di questi ultimi, improvvisamente abbiamo scoperto che era tutto un problema drammatico, il memorandum o comunque i rapporti con la Cina, no? Faccio presente che il memorandum è stato impostato da Mattarella e Gentiloni 3 anni fa, non è che si è inventato l'altro ieri Di Maio o chiunque fosse, quindi era in quest'altra fase. Noi stiamo soltanto che non va bene agli Stati Uniti. E il vero problema è che gli Stati Uniti questa cosa, come dire, in questo momento, nello scontro dal multilateralismo a un bilateralismo più o meno forzato da parte degli Stati Uniti, la Cina che cosa fa? Fa accordi bilaterali con tutti e quindi si mette al centro, sta ferma e facendo accordi bilaterali ha ricostruito un sistema mondiale bilaterale. Che cosa sta facendo Trump? Sta tentando di distruggere tutti i multilaterali e vorrebbe fare i bilaterali con lui, gli va bene con la Brexit, con chiunque altro gli vada da solo, ma è esattamente la stessa cosa. Noi stiamo scadendo in questa cosa. Io l'ultima volta, non tanti anni fa, sono stato a Washington, prima di Trump, nell'amministrazione Obama, era che l'Europa era benign neglect, chi se ne frega dell'Europa. E quindi ci usano in questo momento. C'è un momento di dire non ci va bene questo e quindi lo scontro che si fa in questa altra maniera. Il programma italiano, così vediamo un attimo alla domanda fatta, invece il mio giudizio sull'accordo è che noi abbiamo venduto la primogenitura per un piatto di lenticchie. No? La primogenitura che alla Cina ha fatto un grande effetto perché questo cercava Xi Jinping di avere un paese del G7 dentro, o comunque insomma di avere anche questa cosa dentro la collana. L'abbiamo venduto per delle cosette. Non c'è dubbio che la rotta Estremo Oriente Europa sarebbe potuta passare per l'Italia. Attenzione, non è vero, non so, io non ho visto il coso. Il Mediterraneo sta aumentando di peso, il Mediterraneo sta fornendo l'Europa più di quanto non facesse prima dal nord, cioè sta perdendo un po', i porti del Mar del Nord stanno perdendo un po' di cose. Ma ne stanno recuperando Algeciras, cioè gli spagnoli da una parte, e il Pireo dall'altra, o Antalya e i turchi un po' dall'altra cosa. E noi che saremmo stati quelli più pronti, ma perché? Il problema è tutto qua, il problema non è... Cioè, quello che si è fatto per Trieste o per Genova sono delle cosette, nel senso che noi o garantiamo, adesso andiamo un po' sul specifico, almeno 6 milioni di euro, faccio capire che invece gli investimenti fatti su Trieste come faranno aumentare 500-600 mila euro, cioè è più formale che sostanziale. Rotterdam ne fa 12 milioni per capirsi. Quindi o noi portiamo a questi livelli e per farlo abbiamo bisogno di 2 sistemi, che sono il sistema Alto Tirreno e il sistema Alto Adriatico, comunque l'Alto Adriatico di sicuro, organizzato come Alto Adriatico. Ci avevamo anche provato, ma per il momento non è andata. Diciamo, i miei amici cinesi dicono, non è mai detto, possiamo sempre aspettare e sperare, perché tanto il tempo su cui loro ragionano è normalmente più lungo di quello che noi reggiamo noi. Grazie Paolo, mi dai il microfono? Andrea, una tua prima rapidissima reazione a questo primo giro di interventi focalizzato molto sulla Cina, poi volevo passare a parlare di Europa. Allora, come battuta, la sensazione è che Mestre non sia Roma, nel senso che una discussione come questa oggettivamente non è facilissima da fare nella capitale. Quindi è comunque positivo, cioè nel senso che ci sono dei temi che qui scaldano in qualche modo l'attenzione perché sono rilevanti. Una prima osservazione sulla Cina. Cina e Europa, un po' riprendendo le cose che diceva il professor Prodi.
È chiaro che noi ora avremmo bisogno, come dire, di un'Europa più forte, perché c'è consapevolezza che siamo tutti piccolini, diciamo, da soli, non andiamo da nessuna parte. È vero che c'è un italiano ogni 22 cinesi, probabilmente c'è anche un tedesco ogni 15 cinesi o un francese ogni 20 cinesi, comunque da soli siamo minuscoli. Ecco, comunque esatto, anche se siamo tutti insieme siamo più piccoli. Però, diciamo, io francamente in questo momento sono scettico, perché al di là, come dire, del discuterne e forse di avere un po' la consapevolezza di questo limite dell'Europa, non vedo da qui ai prossimi 5 anni una capacità di leadership in Europa che ci possa portare verso, come dire, una maggiore integrazione, che poi che cosa significa? Significa fondamentalmente capire ogni paese che vantaggio comparato ha, perché non è che possiamo immaginare, come dire, un'egemonia di qualcuno. Allora, l'Italia che vantaggio comparato ha? Probabilmente ha il vantaggio comparato logistico, potrebbe avere, no? La Germania ne avrà un altro, cioè ci si mette insieme e ognuno ha un ruolo. Allora, non vedo una leadership che abbia questa strategia. Seconda cosa che qualcuno mi diceva e mi faceva notare come particolare, una delle ragioni per cui la Cina sta facendo accordi con alcuni paesi deboli, no? Togliamo l'Italia, però gli altri più piccolini, è che poiché in Europa alla fine le decisioni importanti si prendono all'unanimità, quei cinesi nel momento in cui controllano la Grecia piuttosto che un altro paese dell'est, di fatto controllano l'Europa. Quindi il vero rischio di queste operazioni diventa veramente politico, perché immaginate la Grecia fra 5 anni, no? In cui l'operazione del Pireo e poi si trasforma in tante altre cose. Quando ci sono questioni di politica estera fondamentali o anche di politica economica fondamentale, il ministro di turno della Grecia o di qualunque altro paesino piccolo su cui i cinesi hanno messo la mano, quando andrà in Europa potrà mettere il veto. Certo. E allora lì diventa veramente complicato. Lo mettono già in tanti campi. Sì, magari non lo so se lo mettono già perché glielo dicono i cinesi, però... come dicevo prima, divide e timpera, perché noi non abbiamo la coesione, ma però, ripeto, si sta formando dalla paura una maggior coscienza europea. Non vorrei essere ottimista. Però vorrei tornare su questo punto qui, perché mi sembra che la conclusione di questa prima parte del dibattito sia che alla fine il problema è essenzialmente nostro, più che cinese o russo, ovvero i rapporti di forza, anche politica, oltre che economica, con questi paesi, li potremmo risolvere, affrontare meglio e forse risolvere se lavorassimo come un'Europa unita, coesa, in cui i paesi collaborano con un fine comune. Ecco, ma quanto distanti siamo da questo scenario? C'è qualche prospettiva che dopo le prossime elezioni, e non soltanto dopo le prossime elezioni, nei prossimi anni riemerga una leadership politica in grado di trascinare l'Europa verso una maggior coesione e anche un maggior ruolo internazionale, perché non ci si salva in questi scenari se l'Europa non è coesa e fa pesare tutta la sua forza unita. Ma avremmo potuto molto avvicinarci se non ci fosse stata, dico, la scarsa intelligenza politica dei partiti esistenti, cioè di tutti. Lasciamo stare i sovranisti che non capiscono che la sovranità la si difende solo con l'Europa, perché come fai a difendere la sovranità se sei isolato italiano? Ma prendiamo i partiti fili europei. Che cos'è che fa fare un salto avanti all'Europa? Una decisione politica che era possibile, perché i partiti sovranisti avranno 140 seggi su 705 o di più se la Brexit non c'è, perché qui abbiamo quest'altra incertezza ancora, no? Quindi il partito più grande potrebbe essere il partito, anzi sarà senz'altro il Partito Popolare, no? Che si è spostato verso destra con Weber per arginare i sovranisti e potrebbe anche fare accordo con qualcuno di questi, non adesso, ma... E allora se si formava un candidato di centrodestra e un candidato di centrosinistra, chiamiamolo così,
a combattersi il primato europeo, cominciava una lotta politica che portava alla capacità di prendere queste decisioni. Ma questo non è avvenuto perché i socialisti vogliono la loro identità, e i liberali la loro identità, perché, intendiamoci, non pensavo che ci potesse essere un partito in comune, ma un candidato in comune sì, in modo da avere una vera battaglia politica, cioè l'Europa non sarà mai leader se non ci sarà una bella battaglia politica fra un socialista francese e un democristiano tedesco o viceversa, eccetera, cioè una battaglia politica. Allora la gente si identifica e si appassiona e trova un'identità. Adesso come adesso questo non sta avvenendo, stiamo perdendo un'occasione, speriamo almeno di conservare la situazione in cui siamo e, ripeto, la consapevolezza arriva dalla tenaglia che ci stanno stringendo gli altri, che gli Stati Uniti hanno fatto un bel cambiamento. Guardate, la famiglia Bush erano europei, poi di destra, di sinistra, ma erano europei. Clinton non era europeo, ma ha studiato a Oxford e si era appassionato all'Europa. Per Obama l'Europa era un punto qualsiasi del mondo e non gliene fregava niente. Per Trump è un nemico, è un ostacolo, chiamiamolo così, è un ostacolo di cui vuole l'alleanza militare, che è necessaria anche noi, ma non accetta la sfida economica. E quindi siamo in una contraddizione tremenda e io spero che questo ci aiuti a dare. Ma ad esempio dicevo, non sono certo, non ho certo parteggiato per la Merkel, anche se ho avuto ottimi rapporti e grande rispetto per lei, eravamo in punti diversi, ma se ci fosse un candidato europeo tipo Merkel o un Merkel di sinistra, quello che volete, ma uno che parla alla pari con Trump e con Xi, allora voi vedrete subito l'identità, perché l'Europa ha finito di essere amata quando ha smesso di decidere. Cioè prima l'allargamento, l'euro erano stati presi con una grande gioia, ma diffusa, è durata qualche anno, ma l'inversione è avvenuta quando, dopo l'allargamento e l'euro, abbiamo fatto la Costituzione e questa è stata bocciata dai francesi, come hanno bocciato l'esercito europeo nel 1954 e De Gasperi ci è morto di crepacuore su questo fatto. E così è intervenuto il nazionalismo francese e ha bloccato l'Europa. E la Francia, è interessantissimo questo, perché ci sono queste permanenze del passato che dobbiamo superare, se non ce la facciamo, no? Arriva Macron, prende possesso della sua carica con l'inno europeo. Allora cosa vi aspettate? Ma ci aspettiamo che faccia l'esercito europeo e che, avendo unico paese il diritto di veto alle Nazioni Unite e l'arma nucleare, ha tutto l'interesse non a dar via il diritto di veto, a donarlo, ma a contrattarlo, negoziarlo in modo da usarlo con una certa prevalenza francese, ma a servizio di tutti, e l'arma nucleare, modernizzarla con i soldi europei, eccetera. E fa una politica estera filo francese e gollista, perché bombarda la Siria senza chiederla ai tedeschi. In Libia tiene tutte e due le parti e frega gli italiani. In Libano, dove noi abbiamo le truppe che tengono la pace, va media senza neanche parlare agli italiani e poi propone un progresso europeo nell'ambito della politica economica. I tedeschi dicono: ma tu sei matto, tu ci vuoi fare il monopolio della politica estera, ma la politica economica me la faccio io. E allora abbiamo un'Europa che deve funzionare con
il famoso motore a 2 pistoni, Francia e Germania, ma che in questa fase storica funziona con 2 motori con un pistone ciascuno, e quindi va tutto sballonzolando. Allora, qui è il grande problema, che ci vuole un leader che sappia condensare queste forze, ma intanto la Brexit fa in modo che nessuno vuole più uscire dall'Europa, manco l'Ungheria, manco la Polonia, non se lo sognano nemmeno, hanno capito che uscire dall'Europa è una tragedia perfino per la Gran Bretagna, che aveva un'alternativa. Ecco, queste forze, se si crea una situazione politica che le guida, c'è lo spazio, l'interesse comune che deve far progredire queste cose. Ecco. Andrea, un commento rapido? No, io in realtà più che un commento avevo una domanda che mi stimolava quello che diceva il professor Prodi. Cioè, lei Poi io fra poco devo andare a predicare a Bologna alle 9. No, ormai faccio il predicatore. confessiamo 2 minuti e poi predica da un'altra parte. Lei ha citato l'euro e l'allargamento. Insomma, è uno dei problemi che noi abbiamo oggi con l'Europa, per cui i cittadini, come dire, non sono più innamorati, no? Tutto sommato vogliono stare in Europa, però non c'è quel sentimento di amore nei confronti dell'Europa. È che dal 1951 in poi, ogni più o meno 10 anni, l'Europa ha fatto qualche cosa grande. Ora, l'ultima cosa grande che ha fatto è stato l'allargamento del 2005. Certo. Ora, sono 15 anni che non c'è nessun sogno per gli europei. Allora, non è che l'europeo, il cittadino normale si innamora della banking union, Certo. perché io penso che l'80% degli italiani non sanno manco che è la banking union. E nemmeno delle gabbie dei polli. Esattamente. Però il dibattito, diciamo, che noi abbiamo avuto negli ultimi anni, cioè, se vogliamo, la grande questione di cui si discute è la banking union, che sarà pure importantissima, ma mia madre non ha idea di che cosa sia. Scusa, allora, visto che siamo in dialogo, perché è successo questo? Perché con la bocciatura della Costituzione il potere è passato dalla Commissione, che rappresentava l'organo sovranazionale, al Consiglio, che rappresenta la riunione dei paesi. E nella giungla è il leone il più forte. Il problema era ritornare a un'Europa in cui l'aspetto sovranazionale prevale, se no non faremo mai, se no saranno sempre i tedeschi a comandare sull'Europa, perché sono i più forti, e i francesi a fare i sabotaggi. No, ma... Un'ultima domanda, cambiando un po' il tema, anche per variare un pochino. Avete descritto un mondo che mi sembra un po' vecchio, se posso permettermi. Un mondo in cui crescite e dinamiche, rapporti di forza dipendono dalla popolazione. Vero, il mondo era fatto da 1 miliardo di persone 120 anni fa e adesso siamo più di 7 miliardi e mezzo. Gli Stati Uniti stessi devono molto della loro crescita alla crescita demografica. Ero lì quando ho festeggiato nell'83 i 200 milioni e casualmente ero lì 25 anni dopo quando hanno festeggiato i 300 milioni. Se depuriamo i tassi di crescita statunitensi dalla crescita demografica, l'Europa sta più o meno lì in questi 25 anni pre-crisi. E la crescita demografica è ovviamente importantissima nell'est asiatico, in cui appunto i miliardi si accumuleranno, arriveremo a 9 miliardi e mezzo, 10 miliardi fra soli 30 anni, perché 30 anni sono vicini, e questo avrà un peso. Abbiamo parlato di infrastrutture, le infrastrutture sicuramente hanno un peso nel direzionare i flussi di merci e nel quindi generare sviluppo economico. Però il mondo, come i giovani soprattutto se lo immaginano tra 30 anni, è un altro. È un mondo in cui le auto andranno da sole, in cui i servizi saranno anche quelli del welfare, saranno tutti digitalizzati o robotizzati, in cui avremo un sacco di tempo libero perché il lavoro sarà svolto dalle macchine, in cui avremo problemi come una fortissima ridistribuzione dei redditi a favore di pochi, che saranno i produttori della ricchezza, versus quelli che questi redditi non avranno, e dovremo, è già un fenomeno che è fortissimo. Si parla della Cina, il top dell'India, il top 10% degli indiani aveva il 20% dei redditi 30 anni fa, adesso ha il 40% dei redditi. Quindi sono cambiamenti fortissimi che sono già in parte avvenuti e avverranno sempre di più. Allora, il mondo
ci stiamo immaginando dipenderà molto di più da questi cambiamenti che non da qualche tonnellata in più di merci piuttosto che da qualche miliardo di persone in più. E allora come ci immaginiamo i rapporti di potere, il ruolo dell'Europa nel mondo del digitale, della robotica, del tempo libero, di una società in cui lavoro e vita personale saranno mischiati tutti i giorni? Per quello che ho detto prima, c'è la politica che sta risalendo nell'importanza, perché escono queste cose che sono proprio i grandi cambiamenti. Ecco, io quello che penso è che la tensione crescente che c'è fra le diverse categorie nel mondo di adesso sta raggiungendo il limite, cioè la differenziazione ovunque della ricchezza, del reddito, ovunque certo. Nei paesi comunisti ancora più forte che nei paesi capitalisti. Esatto, più forti in Russia che non... più forti in Cina. Più forti in Cina. Più forti in Cina. E questo è qualcosa che porterà a una tensione terribile, anche perché si accompagna a un'accumulazione di ricchezza senza precedenti in alcune grandi imprese. Cioè la classifica di Fortune è cambiata totalmente, insomma, no? Noi italiani manifatturieri siamo emarginati da questa nuova, no? Google, prima era General Motors, General Electric, Ford, Exxon, non ci sono mica più, non ci sono più nella classifica, sono tutte queste società e tra le prime 20 società di soft, chiamiamo così, o di collettività, ce n'è una europea 19ª, e allora questo non può che produrre delle tensioni fortissime. Infatti io penso che è molto facile che ci sia un accordo commerciale fra Stati Uniti e Cina. Non sono mica pessimista, perché metà delle esportazioni cinesi sono di multinazionali, un po' meno di metà, ma insomma lì così. Ma la guerra tecnologica è invece molto più facile. E se noi non siamo insieme, siamo totalmente fuori, no? Le grandi caravelle che muovono il mondo sono tutte americane e cinesi, no? Voglio dire, perfino ho fatto l'invito a esporre la bandiera europea, i primi a fabbricarla sono stati i cinesi. Siamo a questo paradosso, capite? E voglio dire, di fronte a tutte queste cose è chiaro che l'Europa non farà mai il ruolo di grande potenza, ma di grande mediatore sì, perché ha questa grande capacità, perché ha anche la dimensione economica da poterlo fare, anche se non quella militare, e se non è attiva nei nuovi settori. Questo è il ruolo. Poi, prima o poi, il problema del welfare state scoppia anche in Cina, perché siamo ormai lì a questi problemi, come si è acutizzato negli Stati Uniti, ma come mai sempre una parte più crescente della sinistra americana diventa quasi marxista, si definisce socialista, ma 20 anni fa uno che si definiva socialista negli Stati Uniti li impiccavano in pubblico. Adesso 5 fra i 6 candidati possibili dei democratici si definiscono filo-socialisti. Ma perché? Perché questa divisione è diventata talmente forte che non può non incidere sulla politica, anche se l'aspetto del cambiamento dell'autorità, che ho detto prima, la sta frenando. Certo. Ma è una forza, secondo me, che cambierà il mondo. Quindi mi è difficilissimo fare una previsione su come si assesterà, ma su come si romperà io sono abbastanza sicuro che avverrà. Ignazio, tu vuoi fare un commento? Semplicemente, la cosa che è sempre un po' paradossale è proprio questa, il mondo di cui parli tu, adesso anche Romano, il cambiamento radicale in cui i grandi problemi vengono
dalla rivoluzione tecnologica, dall'applicazione dell'intelligenza artificiale, perché sono anche problemi non solo di occupazione, ma anche di distribuzione del reddito, di monopoli che sono cambiati completamente, o lo stesso problema ambientale globale, richiederebbero non lo scontro, ma il mettersi assieme per risolverli. Allora, E il paradosso è questo, che invece sembra che stia prevalendo lo scontro, è quello che dicevi tu sulla scontro della guerra tecnologica, è un discorso molto serio, ma invece forse qui l'Europa, appunto, tu hai parlato di mediazione, potrebbe essere il ruolo dell'Europa questo, ma certamente i problemi sono comuni. Il paradosso è questo, che sta prevalendo una logica di scontro quando invece dovrebbe prevalere una logica ma per vi affrontarli rendete assieme. conto che abbiamo parlato dei cambiamenti del mondo e non abbiamo mai nominato l'ONU? Perché il discorso della fine dice, beh, cerchiamo di vedere di ricostruire l'autorità mondiale. L'ONU non esiste più, non esiste più. Cioè ovunque dove c'è una tensione grande è passata al Consiglio di sicurezza. Ed è uno spossessamento progressivo che c'è stato, no? Quando è stato fatto segretario delle Nazioni Unite Gutierrez, che era mio collega, io ero tutto felice perché Gutierrez, finito di fare il primo ministro, per 2 anni ha passato la vita andando a insegnare ai ragazzini della periferia di Lisbona. Quindi dico, beh, è arrivato. Non c'è. Ma non per colpa sua, perché in questo mondo è un mondo frammentato che rifiuta un'autorità superiore. Andrea, tu volevi pure intervenire su solo questo? una battuta, visto che abbiamo superato le 7. Qualche settimana fa, incontrando un membro del governo e gli sottolineavamo le difficoltà, diciamo, del settore dell'auto in Italia, ci risponde: ma la mia generazione, una ragazza giovane, la mia generazione l'auto non la usa più, quindi che volete? E allora abbiamo detto, sì vabbè, ma c'è un tema di transizione. Cioè è vero che forse la tua generazione non la usa, ma ci sono diverse decine di migliaia di persone che lavorano in quel settore. E perché faccio questa battuta? Perché come sarà il mondo, diciamo, fra 20 anni, secondo me dipenderà molto da chi sarà in grado di gestire la transizione in cui siamo immersi. E allora forse qui potremmo chiudere con una punta di ottimismo. Forse l'Europa, con le sue istituzioni, tutto sommato potrà essere in grado meglio di altri di gestire questa transizione e magari fra 20 anni ci ritroveremo più forti di oggi. Grazie. Allora, il professor Prodi ci deve lasciare, quindi finiamo qui. Ringrazio tutti per essere stati presenti, ci rivedremo, niente di grave. Grazie a tutti, grazie ad Andrea, al professor Musa, professor Prodi, e arrivederci. Grazie. Grazie.